Per l'ULS 8 emerge un dato assolutamente sconfortante per quanto riguarda la possibilità di accesso entro i limiti stabiliti anche dalle ricette per i pazienti che hanno bisogno di visite. Liste d'attesa. I dati dell'ULS 8 sono sconfortanti. Lo dicono CGIL, CISL e UIL alla luce dei risultati del questionario a cui hanno partecipato 3.000 cittadini veneti. Stiamo parlando di cittadini normali, stiamo parlando soprattutto di pensionati, quindi stiamo parlando soprattutto di fragili. Le esperienze di prenotazione degli esami non sono positive. Sulle tabelle viene indicato che nell'ULS 8 il 78% dei cittadini che hanno risposto al questionario non sarebbe riuscito a prenotare subito la visita. Solo nell'ULS 4 Veneto Orientale la percentuale è più alta. L'ULS 8, tra l'altro, dalla nostra inchiesta risulta una delle peggiori come rispetto dei tempi, il che crea grossissime, enormi difficoltà. Possiamo immaginare insomma anche la preoccupazione e anche di cura delle persone, soprattutto sui più fragili e sugli anziani. Tra coloro che non sono riusciti a prenotare subito, nel campione riferito all'ULS 8, il 55% non è andato nemmeno a pagamento. Questo perché non tutti possono permettersi il privato, ma oggi i sindacati ricordano ai cittadini che Una cosa che l'ULS non pubblicizza è che i cittadini, laddove non venissero rispettati i tempi d'attesa prescritti nella ricetta, hanno la possibilità di rivolgersi ad un privato e richiedere il rimborso della spesa all'ULS stessa. ovviamente per la salute dei cittadini è importantissimo il rispetto dei tempi d'attesa indicati nella ricetta medica. Adesso la Regione Veneto è chiamata a dare risposte. C'è stato un primo tavolo con l'assessore regionale alla sanità l'altro giorno in regione che non ha dato assolutamente nessuna risposta, quindi la nostra pressione sarà sempre più forte per poter risolvere questo problema che sta diventando veramente esplosivo per la cittadinanza.